te l'ho detto. Che buon odore. Di cosa? Di alberi. Che ci metti veramente pochissimo da arrivare. Quanto? Mezz'ora. Ah, abbiamo 5 giorni di camminata? No, dopo l'allunghiamo un po'. Un po'? Non è segnato, ma comunque c'è. Non ti preoccupare. Ah no, a me mi preoccupa invece. Sono quelli lì. A me non piace andare in montagna con la neve. Vabbè. Quindi non li ho mai visti. Neanche io li avevo mai visti i cannoni sparaneve. Sinceramente. Ma gli metti acqua? Non lo so, penso di sì però. Com'è che è, scusa? Ho detto che sarà tutto ripido perché se qua vengono a sciare, figura te, osti. Ma se è breve. No. Molto semplice. Una salita. Una salitina. Sì. Non è vero. Perché? C'era un po' dell'Annette in questo momento. Là sui monti con Annette. Hai visto gli ski lift? Tutti rovinati. No, è che li hanno tirati giù per l'estate probabilmente. Si siede. Eh sì, patata. Non si vede tutto qua sugli anni. Sì, no, questo qua sotto. Prima parte arriva lì in sotto e non ne sono 30 minuti, sarà un quarto d'ora. Vedi dov'è lì? Quello è il rifugio Magnolini. Aperto? Non Guarda so. che c'è gente là. Dove? Allora, non questi qua, ma quelli là in fondo c'è gente. Ah sì, ho visto. Se continuando così, l'allunghiamo noi un po', se no, sì, Caro, sei stato in cima al Resegone, a due mani e poi ti lamenti perché sono salite qua. Ma è posto. Ah, ok. Mica volato quello lì, Non è mica volato il tipo lì, Dici? Sì. Che bello questo rifugio, né? Ben tenuto, no? Una macchina È venuta su in jeep, è venuta su a piedi, vabbè. Non è vero. Bei panorami. Poi qua è anche ampio. No. Le montagne della Valseriana sono più belle secondo me. Cosa dici te? Tutte uguali. Non è vero. Il formico ti era piaciuto. No. E vabbè. Pazienza. Cosa dici? Cosa? Che è chiuso il rifugio Casa Pora. Mi hai inquadrato la panza, no? No. Fatto inquadrato mentre lo dicevi. No, dai! Come muratore? Sì, in queste case, una di queste case qua. Comunque è proprio qua vicino. Va via, andiamo. Dice che inizia la salita, Barbara. Contenta? No. Che? Piazza è dritto. E anche qua è dritto. No.
Dai che manca poco. La vetta. E per far vedere quando ti arrivi, per risultare, è arrivata Barbara! O no? È riuscita ad arrivare fino a qua! Ma veramente uno schermo? Non lo so, non credo. Penso che siano pallini solari. Capra. No? Penso che non sia anche le capre. No. Massimo ci chiederanno da mangiare. Oh, cavolo. Siamo quasi arrivati, Babi? Capito? Siamo quasi arrivati. Sì. Ah, ma no, sai cosa sono quelle cose di legno? E dove arriva la seggiovia. Au. Ma perché dovevo andare per l'erba alta che mi salta fuori un serpente? Ma no. Non lo sapevo. Eccola, Babi, in vetta. Dopo andiamo giù di qua. Sì, carabinieri. Eccoci. Capre? Sono già andate via. Questi fiori? Botton? Botton d'oro. Ah sì, è vero. Belli. Bravo. No? Belli. Ma si aprono secondo te? No, restano così. Ah sì? Come dei bottoni d'oro. Belli. Ci va il Monte Porra, ma è facile. Rifugio Cimma Porra, Babi. Va bene. Basta. Allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa salita? Ma direi che Facile. non è difficilissima come salita, potrebbe essere considerata quasi turistica. Solo che io oggi ero veramente stanca, avevo le batterie scariche. Come al solito. Voi, esatto, come al solito. Voi sicuramente farete meglio di me. Una particolarità di questa passeggiata, di questo percorso, è che ci sono tantissime piccole farfalline, davvero molto molto carine. Non stavo facendo un'orgia prima. Sì, Vai. però le farfalline non toccatele, sapete che le farfalle se si toccano, poverine, dopo muoiono.
Ora posso cantarti la canzone Babi che corre felice su. Che no? Perché no? Brava Babi di corsa! Quello addirittura di corsa chi sei, Barbara? Eh? Super Babi ti chiamerò.